La gente. Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Tornero, ma aspettano, yeah. Resiste più, non ti giura, quindi che mi sa che non come fatti, non così, è che mi sa che non come fatti. Ah, che guarda fa, devo da mezza, sì, non muovo, che guarda fa, io ma contento. Parla quasi sempre male di che cazzo quanto va, ma vedrai che smetterò, yeah, ci gridono. Sai che come fatti, sai che come fatti. Buonasera Antonino, a te la linea. Oh, buonasera a te cara Natalia, buonasera anche a Simone, buon lavoro, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono, visto che slancio stasera, io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1073 di oggi, giovedì 6 di novembre dell'anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge. Perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente di Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin, che tuttavia ho supplito io stamattina. Abbiamo fatto la danna longa, la marcia longa danna, la dannatona lo sapete quando si superano le 5 ore e 12 minuti, ma detto ciò la nostra puntata è cominciata con un bel disco start direttamente dal 1981, Pino Daniele, ma che ho, ne abbiamo cose anche da dire stasera. Allora, bella gente, vi ricordo come sempre 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure se preferite il telefono 0292947222 quando lo dirò io. Ma adesso, se vi va ragazzi, io direi che possiamo agevolare il diritto e rovescio di lui, l'implacabile Pierluigi Magnaschi, il direttore di Italia Oggi. Andate pure.
Batosta per Donald Trump nelle elezioni del sindaco di New York. Ha infatti vinto Zoran Mamdani, che oltre ad essere il primo sindaco musulmano e socialista di New York, è anche il più giovane sindaco della città della Mela da più di un secolo. Infatti ha soltanto 34 anni. Mamdani inoltre è figlio di madre indiana e di padre ugandese e lui stesso è nato in Uganda e quindi non potrà mai diventare presidente degli Stati Uniti ai sensi della Costituzione americana. Mamdani è il risultato dell'autentica rivoluzione sociale che ha subito New York in questo XXI secolo. New York infatti è una città dove oggi i bianchi non ispanici sono una vera minoranza, dato che rappresentano solo il 30% della popolazione. Mamdani inoltre ha vinto perché ha promesso molte cose gratuite, tipo trasporti pubblici e asili, e anche la costruzione di ben 200.000 nuovi appartamenti popolari. Adesso si tratta solo di vedere se riuscirà a mantenere queste promesse. In ogni caso, la sua è una vera svolta. A parole si fanno i palazzi, dicono dalle mie parti, e credo che a New York più o meno il significato sia lo stesso. Il problema è che poi i palazzi bisogna costruirli. Trump i palazzi li ha costruiti, Mamdani non lo so se tirerà su questi 200.000 alloggi che promette, più i supermercati comunali e tutto il resto. Certo è che è una svolta, decidete voi se è meglio o in peggio per il Partito Democratico. Comunque grazie come sempre a Pierluigi Magnaschi per il suo diritto e rovescio. Noi continuiamo la nostra trasmissione, sono le 18, 17 minuti e 3 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Andiamo a dare un'occhiatina all'ANSA, vediamo che succede in questo nostro vasto orbe terracqueo. L'apertura, le audizioni, i rilievi dell'Istat e Banca Italia sul taglio dell'IRPEF, Giorgetti replica, la finanziaria tutela i redditi medi, l'UPB fa i conti, la riduzione di 2 punti dell'aliquota porta 408 euro ai dirigenti, 23 agli operai, nel mirino anche la nuova rottamazione, il ministro è l'ultima aiuta chi non ce la fa. L'indagine, botte in un centro disabili a Cuneo, i carabinieri, video aberranti. Medio Oriente, Israele ordina l'evacuazione del sud del Libano, attacchi immediati. E ancora il femminicidio di Giulia Cecchettin, la procura generale rinuncia all'appello contro Turetta. Quindi diciamo così che Turetta, avendo rinunciato la procura generale all'appello, Turetta si farà la sua pena di vediamo quanti anni, che a questo punto passa a definitiva, vediamo quanti anni deve scontare questo signorino. Ecco qua, la procura generale della sì, però quanti anni gli avevano dato? All'ergastolo, bene. La procura generale presso la Corte d'Appello di Venezia rinuncia all'impugnazione contro la condanna all'ergastolo di Filippo Turetta. Lo apprende l'ANSA dai legali della famiglia di Giulia Cecchettin, gli avvocati Nicodemo Gentile, Piero Coluccio, Snottigani, cui è stata comunicata la decisione. Di fatto la decisione chiude la vicenda processuale, per cui il 14 novembre prossimo era prevista la prima udienza di secondo grado, anche alla luce della rinuncia ai motivi di appello di Filippo Turetta. Quindi questo è quanto. Turetta si farà l'ergastolo. Voglio darvi però, diamo anche questa notizia veramente aberrante delle botte in questo centro per disabili, sempre l'ANSA. Sono ipotizzati reati di maltrattamenti, violenza privata, sequestro di persona nell'inchiesta sulla cooperativa sociale Per Mano di Cuneo, che ha portato nei giorni scorsi all'arresto della direttrice della struttura Emanuela Bernardis e della coordinatrice Marilena Cescon, cui si aggiungono 4 arresti domiciliari e 11 divieti d'avvicinamento. Gli indagati sono in totale 21, 4 restano a piede libero. Abbiamo potuto vedere registrazioni aberranti, afferma il colonnello Marco Piras, comandante provinciale dei Carabinieri. Gli ospiti erano in condizioni psicofisiche di assoluto disagio, aggiunge il procuratore capo Onelio Dodero.
Bernardis e Cescon, già oggetto di una precedente indagine per maltrattamenti per fatti accaduti tra il 14 e il 19, sono state rinviate a giudizio in quel filone insieme a 10 tra infermieri, OSS, psicologi ed educatori. L'Arma ha impiegato una settantina di elementi, compreso il nucleo NIL dell'Ispettorato del Lavoro e i NAS di Alessandria. Si parla, secondo quanto ha spiegato il procuratore, di turnover eccessivo di personale assolutamente non qualificato e non idoneo, soggetti non abilitati che in alcuni casi somministravano farmaci ai ragazzi, 18 in tutto, alcuni minorenni, purché stessero tranquilli. Nelle stanze materassi bagnati di urina che non venivano cambiati, negli ambienti comuni l'incapacità di fornire un adeguato servizio mensa. La cooperativa è stata commissariata col sequestro preventivo anche della casa famiglia con noi e del nucleo residenziale Stella Alpina, tutti facenti capo alla Permano. Voglio però darvi una notizia con un po' di speranza, detto tra noi. Allora, molti di voi ricorderanno che tempo fa c'era questo ragazzo che purtroppo è rimasto vittima di un gesto sconsiderato da parte di 5 ragazzi, scrive l'ANSA, che lanciarono una bicicletta dai murazzi del Po a Torino. Ecco, la bicicletta l'ha beccato, lo ha colpito e da allora questo giovane uomo è diventato tetraplegico. Bene, stamattina Mauro si è laureato in medicina e chirurgia all'Università di Torino con una tesi sperimentale sull'utilizzo della TAC nell'infarto del miocardio, dal titolo Valutazione della funzione biventricolare tramite CCT in pazienti con recente stent e STEML, è giudicata meritevole di pubblicazione. Alla cerimonia erano presenti tutti i suoi colleghi universitari, gli amici di Palermo e i familiari tutti commossi. Quando quella sera di gennaio il gruppo di 5 giovani poi condannati per tentato omicidio decise di scagliare giù dai murazzi una bicicletta, Mauro Glorioso frequentava il primo semestre del 5º anno del corso di medicina e chirurgia a Torino, dove sognava di diventare medico. Dopo lunghi mesi di ricovero e riabilitazione, attraversati dalla depressione e l'interruzione degli studi, periodo che lui stesso ricorda come il tempo in cui il silenzio era assordante e l'unica voce che parlava era quella del dolore, Mauro ha avuto la forza di costruire un nuovo percorso. Questo percorso, ha scritto Mauro nei suoi ringraziamenti, penso sia stata una delle scelte più difficili della mia vita, ma ho avuto il privilegio di avere intorno a me persone speciali che mi hanno permesso di superare tutto questo. Non sono mai stato particolarmente felice di celebrare i risultati accademici, ma mi rendo conto che questa è la conclusione di una fase della mia vita e vi ringrazio tutti per aver partecipato a questo viaggio e soprattutto brindiamo a un nuovo inizio. Ringrazio tutti i professori che mi sono stati vicini durante questo percorso e che mi hanno insegnato a diventare medico, non solo didatticamente, ma soprattutto umanamente. Io penso che alle 18, 23 minuti e 10 secondi di questa sera abbiamo tutti il pieno diritto e credo anche il dovere di sentirci orgogliosi di essere compatrioti del dottor Mauro Glorioso, uno che è dottore con la D maiuscola. Complimenti e auguri vivissimi. Bene, adesso, signore e signori, è giunto il momento del Qui Parlamento. Parla l'onorevole Rossano Sasso, chiede chiarimenti al Ministro dell'Università e Ricerca rispetto all'inaugurazione della moschea all'interno dell'Università di Catanzaro, evento precedente unico in tutto il panorama nazionale, e poi domani sera Rossano Sasso, tra l'altro, alle 18:30 sarà il nostro gradito ospite nel Qui Parlamento e ci racconterà il resto della vicenda. Ragazzi, andate pure. Qui Parlamento. Interrogazione del deputato Sasso, prego. Interrogazione del gruppo della Lega, la illustra Grazie, Sasso. Presidente. Ministro, in data 27 ottobre 2025 presso l'Università degli Studi di Catanzaro è stata inaugurata una moschea all'interno dell'Ateneo, un caso unico e senza precedenti. Nel nome dell'inclusione e del dialogo interreligioso, un luogo di formazione e conoscenza fondato sui principi del pensiero umanistico, della libertà e dell'uguaglianza tra uomo e donna, ha spalancato le porte ad una religione, ad un sistema di regole, ad una visione culturale, quale quella islamica, che noi reputiamo incompatibile con i nostri valori. Vero è che lo spazio universitario deve restare autonomo, ma le chiedo quali iniziative intenda assumere al fine di verificare la conformità dell'apertura di una moschea ai principi di laicità,
neutralità e pluralismo tipici dell'istituzione universitaria e se siano stati acquisiti i pareri dei competenti organi ministeriali. Grazie. Il Ministro dell'Università e della Ricerca, la senatrice Anna Maria Bernini, ha facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro. Grazie Presidente, ringrazio ancora una volta l'onorevole Sasso. Il tema che lei ci pone è di estremo interesse. Ancora una volta ringrazio lei e il suo gruppo parlamentare firmatario nel suo complesso dell'interrogazione per evidenziare un punto su cui noi vogliamo essere molto chiari. Abbiamo ancora tutti davanti agli occhi le immagini bruttissime del 23 di maggio 2024, quando durante l'occupazione dell'aula magna dell'Università di Torino, l'imam di Torino ha pregato all'interno dell'università con un'immagine plastica della preghiera che noi tutti ricordiamo, cioè un reticolato che divideva gli uomini dalle donne, che erano nascoste da questa barriera, mentre l'imam pregava. Per quanto ci riguarda, le università sono luoghi laici, lei lo ha ricordato, al punto che in quell'occasione io personalmente, con un esposto al questore di Torino, unitamente al rettore Corgnati del Politecnico di Torino, abbiamo impedito che la stessa preghiera avvenisse, la stessa scena si producesse all'interno del Politecnico. Ora, da allora, a più riprese il Ministero, tutti gli organi coinvolti all'interno del Ministero e naturalmente gli organi deputati alla gestione e alla garanzia della sicurezza, quindi prefettura e questure, hanno vigilato a ciò che questo non avvenisse. Per quanto riguarda lo specifico caso di cui tratta la sua interrogazione, in realtà io stessa mi sono informata presso il Rettore e presso l'Arcivescovo presente all'evento attraverso un suo delegato alle relazioni interreligiose, e quello che le posso dire, per averlo verificato con molta attenzione, è che non si tratta di una moschea, non esiste un imam, non esistono né predicazioni né opere di proselitismo, è un luogo che è stato locato e incomodato d'uso, quindi non locato ma concesso e incomodato d'uso da parte dell'università, anzi dell'ospedale Politecnico Renato Dulbecco dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, a pazienti, operatori sanitari e studenti di religione musulmana per potersi raccogliere singolarmente in preghiera. La sua segnalazione è comunque molto opportuna. Noi riteniamo opportuno vigilare, continuare a vigilare insieme su ciò che accade all'interno delle università, perché, lo ripeto, la natura dell'università è laica, è il luogo della conoscenza, della condivisione della conoscenza, della comunicazione di quelle nozioni, idee, valutazioni che devono fare di ciascuno di noi cittadini migliori, ma non è un luogo dove possano avvenire preghiere o opere di proselitismo che non attengono alla natura, pur se autonoma, come da lei giustamente ricordato, degli atenei e delle istituzioni universitarie di cui noi abbiamo la vigilanza e il coordinamento. Grazie a lei. Nessuna moschea nell'Università di Catanzaro, ma solo uno spazio all'interno dell'ospedale per consentire la preghiera a pazienti di fede islamica. Grazie per questa risposta, anche se, sarò sincero, è la prima volta che sento parlare di una moschea ad personam, cioè dove singolarmente si possa entrare e pregare. Perché vede, Ministro, noi siamo molto preoccupati perché in principio ci chiesero di togliere il crocifisso dalle aule, è poco inclusivo, ci dissero, e via la nostra identità. Poi vietarono nelle nostre scuole le recite, i canti natalizi con la figura di Gesù, i presepi, era poco rispettoso nei confronti delle altre religioni, ci dissero, e anche lì via le nostre tradizioni. Poi alzarono il livello, ci chiesero di chiudere le scuole in occasione del Ramadan, portarono gli imam in classe, è accaduto lo scorso anno scolastico, a leggere versetti del Corano. Oggi la notizia di una moschea ad personam all'interno dell'Università di Catanzaro, mi auguro non con le preghiere 5 volte al giorno, con il muezzin che dice agli studenti di venerdì oggi niente lezione perché c'è il sermone,
E quindi comunque per noi della Lega questo rimane un segnale preoccupante. E ovviamente per suo tramite un messaggio per il rettore di questa università: noi reputiamo inconcepibile una tale apertura nei confronti di una religione che non ha siglato alcuna intesa ancora oggi nel 2025 con lo Stato italiano. L'articolo 8 della Costituzione dice che tutte le confessioni sono libere davanti alla legge, purché non contrastino con l'ordinamento italiano, e così ad occhio la Sharia islamica mi pare che sia in contrasto con il nostro ordinamento. Senza scomodare Holbeck o Oriana Fallaci, purtroppo, Ministro, l'Europa con la sua debolezza e arrendevolezza liberal progressista si è lasciata infiltrare da chi non vuole integrarci, ma sottometterci. Concluda. E se l'Italia continua a seguire la scia europea, diventerà sì un paese multiculturale, ma talmente liberale al punto da difendere una visione aggressiva, retriva e medievale come quella islamica. E la Lega sarà sempre in prima linea contro una deriva progressista che lavora per l'islamizzazione della nostra società, della nostra scuola e delle nostre università. Grazie Presidente. Grazie a lei. Qui Parlamento. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, un saluto da Alberto Acerbis. Insomma, io questo periodo, lo sapete, è un periodo importante, si parla tanto, io sento anche alla radio, sento le trasmissioni di genuinità, di territorio, però dopo aver parlato di genuinità, scusate, territorio, bisogna mettere gli scarponi a terra, no? Vuol dire che adesso è il momento di vedere se davvero è così. Noi siamo pronti con l'olio nuovo, siamo in raccolta, un olio meraviglioso, che il mondo ci invidia, chi dentro i vichinghi che vengono qua d'estate sul lago di Garda, che riempiono il baule della macchina di olio, di vino, di formaggi, roba genuina, roba buona, roba italiana. L'olio nuovo adesso va assaporato. Io quello che posso fare per voi nel mese di novembre, dicembre, gennaio non lo so, è darvi l'olio nuovo al prezzo vecchio. 84 euro 6 bottiglie da 1 litro, oppure 84 euro 3 bottiglie del fresco di Frantoio e 3 bottiglie del primo novello etichetta nera, quello da usare a crudo, meraviglioso. Il trasporto è gratuito, non lo pagate, ve lo portiamo sull'uscio di casa. Gustate l'olio Acerbis. Chi ci conosce sa di cosa parliamo, chi non ci conosce provi le 3 bottiglie se volete, non è un problema. 3 bottiglie, consegniamo anche quelle in tutta Italia. Chiamate 030 68 4408, fatelo adesso, oppure visitate olioacerbis.com, perché come diceva il nonno, l'olio bu è sempre a gala.
Salve a tutti, sono Gabriella Ronza, vi do il benvenuto sul mio canale. Oggi parleremo di una figura mitologica molto famosa, cioè quella del folletto. Quando ero piccola e perdevo qualcosa in casa, mia madre soleva dire: tranquilla, l'hanno preso i folletti. Era un modo di dire popolare che derivava dalla leggenda, dall'idea che questi esseri del mondo invisibile potessero farci dei dispetti e prendere qualcosa di nostro. Un piccolo spiraglio su quel mondo invisibile che da bambini sentiamo così tanto vicino. Ma cosa sono effettivamente i folletti? O meglio, chi sono? Secondo la tradizione europea, i folletti sono piccole creature del folklore, appunto invisibili o semivisibili, legati al mondo della casa, del focolare domestico o della natura. Si tratta di esseri veloci, sfuggenti, che possono essere amichevoli o dispettosi. Nella cultura popolare sono loro i piccoli spiriti di casa a rubare gli oggetti per giocare con noi o appunto per farci un dispetto. I folletti sono descritti come piccoli umanoidi, spesso con un cappuccio rosso o vestiti in modo rustico. Vivono in casa o nei campi, aiutano con le faccende domestiche o appunto fanno scherzi. Nascondono oggetti, intrecciano i crili dei cavalli oppure spaventano gli animali. Hanno poteri legati al mondo dell'invisibile, alla trasformazione e alla rapidità. E seguono regole precise, non bisogna deriderli o offenderli, altrimenti sono guai. In tutti gli altri casi possono essere dei veri e propri alleati. Il folletto in realtà non è soltanto una creatura delle leggende, è anche un simbolo. Un modo per parlare di qualcosa che ci appartiene profondamente. Nella psicologia di Carl Gustav Jung, il folletto rappresenta l'archetipo del bambino interiore o dell'ombra. La parte di noi che gioca e sogna, ma anche quella che in qualche modo rende caotica la vita, che disturba, che rompe gli schemi. È quella voce che ci invita a creare, a fare cose nuove, ma anche un po' a scompigliare l'ordine prestabilito delle nostre vite. Il folletto in un certo senso vive dentro la casa della nostra mente. È il piccolo genio domestico della psiche. Lavora in silenzio, custodisce, ma se lo ignoriamo eccessivamente si ribella. La sua invisibilità in questo senso sarebbe la metafora di tutto ciò che nella psiche non si vede, ma c'è. Le parti nascoste che agiscono dietro le quinte ma ci sorprendono. Nel folklore i folletti non sono solo simboli interiori, ma sono anche regolatori sociali. Secondo alcune tradizioni c'è un premio che loro danno a chi agisce secondo il rispetto delle faccende della casa o il rispetto della natura, e sono invece ovviamente contrari a chi inquina la natura o chi risulta particolarmente pigro. In questo modo il mito del folletto insegnava valori importanti: rispetto, ordine, attenzione alle piccole cose. Era da questo punto di vista una specie di modo di controllare socialmente l'agire delle persone, ma anche di educarle in modo poetico alla cura e alla convivenza. Ogni regione europea ha il suo folletto, i suoi modi, le sue abitudini, e questo ci mostra come questa leggenda sia diffusa. Con l'urbanizzazione però l'immaginario sui folletti è andato un po' a scomparire, sono rimasti latenti nelle nostre idee sul mondo dell'invisibile. La tecnologia da questo punto di vista ha sostituito la magia e il mondo dell'invisibile è diventato semplicemente quello dei circuiti e delle reti. Oggi si potrebbe dire che il mondo si sta sempre più allontanando dall'idea di magia, perché ne ha istituito una propria concreta, che è quella appunto della tecnologia. I folletti non sono soltanto delle creature del bosco, delle fiabe, ma sono simboli potenti che ancora possono parlarci. Nella psiche rappresentano un po' il confine tra ordine e caos, tra conscio e inconscio, tra bambino e adulto. Pensiamo anche alla loro taglia, sono descritti, come abbiamo detto, come molto piccoli. Nella società è la memoria dei codici sociali che abbiamo pensato e creato nel corso dei millenni, dei secoli, per darci ordine e disciplina. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un commento, seguite il canale. Io intanto qui vi saluto e vi ringrazio per essere arrivati alla fine. Ho visto che il canale ha raggiunto 1000 iscritti, possono sembrare pochi, ma per me sono in realtà un traguardo molto prezioso, quindi vi ringrazio davvero. Scrivete nei commenti se volete altri video su figure mitologiche magari non ho trattato in passato, o in generale su qualsiasi materia che potrebbe interessarvi di più. Grazie, ciao. Antonino, a te la linea. Grazie cara Natalia, alle 18:39 minuti e 23 secondi avete ascoltato gli Oliver Onions Gangster Story, dalla polizia incrimina la legge assolve del 1973, e poi Epos. Stasera la puntata della rubrica di Gabriella Ronza era dedicata alla mitologia del folletto, ma adesso parliamo di un thriller, già che ci siamo.
È un libro che è stato scritto dall'amico e collega Luigi Chiarello, che è anche accademico dei Georgofili. Luigi Chiarello lavora per Italia Oggi da più di 20 anni e in particolare lui cura il dorso Agricoltura Oggi. Allora, la domanda è molto semplice. Se l'uomo è quello che mangia, come diceva Feuerbach, non è che c'è qualcuno che sta cercando di farci diventare qualcosa a suo piacimento, facendoci convincere o allarmandoci su quello che noi mangiamo? E allora da questo nasce Nel nome del pane, questo bellissimo thriller di oltre 500 pagine uscito pochi giorni fa per Guerini Associati, lo trovate in libreria, che il nostro Luigi ha scritto, un libro che si apre con un enigma, con un misterioso omicidio. E da questo omicidio nasceranno tutta una serie di considerazioni che mi auguro voi terrete presente quando sarete davanti allo scaffale al supermercato. Non guardatevi davanti, guardatevi pure alle spalle. Ragazzi, se siete pronti allora, parola al nostro Luigi Chiarello che ci racconterà Nel nome del pane e ci racconterà soprattutto i veri segreti del cibo. Vai pure e pericoli del cibo. Vai pure, Natalia. E allora, il nostro ospite di stasera è un gradito ritorno ed è il nostro Luigi Chiarello che da curatore e titolare e padre dell'immenso dorso di Italia Oggi, Agricoltura Oggi, oltre ad essere ovviamente una delle colonne portanti del quotidiano Italia Oggi. Io mi permetto di definirlo così perché tra le prime cose che ho fatto su questo giornale c'è anche Agricoltura Oggi, che abbiamo tenuto a battesimo, non dico assieme, io sono arrivato qualche giorno dopo, però la sento anche come creatura mia. Il nostro Luigi, grazie a te, che torna ancora una volta nostro gradito ospite, ha scritto questo libro che vi faccio vedere, Nel nome del pane, Guerini e Associati, è uscito qualche giorno fa, ed è un thriller più che un romanzo. Nel nome del pane, chi controlla il cibo, c'è scritto sulla fascetta, controllerà il mondo, un thriller alimentare. Perché tutto questo? Perché in realtà noi, sapete, nella vita si può parlare di cose molto serie parlando d'altro. E Luigi parla di cose molto serie facendo finta di parlare d'altro perché spesso e volentieri, come ho già osservato, insomma, leggendo il suo libro, il giornalista occhieggia alle spalle del narratore che è lui. Che cos'è questa storia? È la storia di una sorta di armata Brancaleone di personaggi che indagano sulla morte di un professore di nome Libero Verdi, trovato morto in zona Naviglia a Milano, e da un tatuaggio che lui ha sul suo cadavere ne nasce tutta una ricerca di simboli, di segni, tra cui il Sator, tra cui tutta una simbologia di origine medievale, connessa ovviamente non soltanto con la religione, ma anche e soprattutto col cibo, per giungere a una verità. La verità è che c'è, almeno in questo thriller si racconta, c'è un gruppo di potere, una sorta di lobby massonica che spinge le vendite sui mercati mondiali di determinati prodotti agricoli anziché altri e, creando tutta una serie di emergenze e di allarmi, condiziona addirittura le scelte dei governi. E badate, non è complottismo quello che stiamo dicendo, non è un romanzo complottista come può essere per esempio, che ne so, il Codice da Vinci, ipotizzare la guida dei destini del mondo. Qui stiamo parlando di cose serie. Pensate ad esempio all'assurda polemica che si è fatta sull'olio di palma, olio di palma che è stato spinto come l'olio buono, quello che andava bene, quello che era buono, santo e giusto, e che in realtà rispetto all'olio di soia è la medesima cosa. L'unica giustificazione che è stata data dopo per far trionfare l'olio di palma su tutti gli altri oli che sono presenti nei prodotti che compriamo al supermercato è stata di motivi ambientali, di motivi ecologici. Allora Luigi, il tema è drammaticamente serio. Tu mi hai detto, dice, io avrei potuto scrivere un saggio, ho preferito scrivere un romanzo. Ma perché hai sentito l'esigenza in ogni caso di scrivere questo libro?
Ecco, allora, qualche anno ormai, diciamo, sono un po' di anni che seguo l'agroalimentare, una ventina circa, e in tutti questi anni, mi sono reso conto di una serie di contraddizioni che attraversano il settore. E mi sono anche reso conto del fatto che nonostante queste contraddizioni vengano scritte sugli articoli di giornale, qualche volta dei giornali che fanno giornalismo vero, oppure diciamo, in saggi anche piuttosto rilevanti, ricchi di dati, queste verità o comunque questi elementi, che non sono descritti ovviamente con la pienezza con cui li descrivo io, ma sempre per spizzichi e bocconi, non vengono recepiti dall'opinione pubblica come dire, problemi. Nel senso che l'acqua scivola nel tubo, e non si ferma, il messaggio non attecchisce nelle menti e non tocca i cuori. Qualche anno fa poi, mi sono posto di fronte a un altro dilemma, e cioè, spesso si sente parlare di climate change. Io, oltre a curare le pagine di agricoltura, curo anche quelle di normativa per l'ambiente su Italia Oggi e di diritto e impresa. Quindi seguo anche molto la normativa ambientale. E mi sono reso conto che spesso si parla anche di emissioni di anidride carbonica, ma tutte le volte che si parla delle realtà che più inquinano e impattano sul clima, che determinano il cambiamento climatico, si crea una sorta di distonia con la realtà. Cioè, mi spiego meglio. Se noi andiamo a guardare la torta delle emissioni climalteranti delle Nazioni Unite, scopriamo che il 70% circa delle emissioni climalteranti è causato dalla produzione di energia. Quindi sostanzialmente gli idrocarburi, le centrali, diciamo, a carbone, tutte quelle fonti fossili che possono essere particolarmente pesanti. Poi c'è un 20-22% che è determinato dalla logistica, dai trasporti, e quindi dal movimento degli automezzi. Quindi c'è una parte ancora rilevante che è determinata dalla manifattura e dalla trasformazione industriale, e infine, diciamo, a livello mondo un 11, 12, chi dice 14% è determinato da tutta l'agricoltura nel suo complesso, di cui la parte preponderante è imputata alla zootecnia. Ora però bisogna dirci anche che in Italia la zootecnia è molto evoluta e, fatto 100, l'impatto che ha sulle emissioni climalteranti è di circa il 5%, i più critici dicono il 7%. E allora mi sono chiesto perché, se le emissioni imputabili alla zootecnia sono il 5-7%, io mi trovo continuamente sbattuto in prima pagina non una centrale a carbone, non una centrale, come dire, un pozzo petrolifero, non i tir, non una industria chimica, ma una mucca? Ecco, appunto. C'era qualcosa che non mi tornava, e quindi questo qualcosa che non mi tornava, ho cercato di raccontarlo in questo libro, e ho scelto la formula del thriller, del romanzo, e non del saggio o dell'articolo, come peraltro abbiamo già più volte fatto, perché solo di fronte a una narrazione il lettore può immedesimarsi, capire i rischi che ci sono e sentirsi toccato nell'anima. Le tesi, per quanto solide, scientifiche, dimostrate e dimostrabili, non toccano l'anima del lettore, ma vengono considerate appunto come tesi di parte, e dunque prese, lette, se ne tiene conto, si poseggiano su un comodino e poi l'acqua continua a scorrere nel tubo senza attecchire. Senti, ma perché il Medioevo? Perché voglio dire, di periodi in cui il cibo o di opere letterarie in cui il cibo diventa centrale, potrei citare per esempio, la Cena Trimalchionis, cioè il Satiricon, con tutto il casino quando squartano la scrofa, vengono fuori gli uccelli che volano, eccetera, eccetera. Potremmo, parlare anche di altre epoche in cui il cibo è stato essenziale. Perché appunto il Medioevo? Per 2 motivi, anzi forse 3.
Allora, il primo è perché trovo enormemente fastidiosa la narrazione romantica che imputa al Medioevo un'epoca di tipo oscurantista, quando in realtà non lo era assolutamente, perché è nella radice, è nel Medioevo che affonda la radice della modernità, è nei monasteri che si conserva la sapienza, è lì che si è custodita e si è elaborata molta della nostra cultura enogastronomica, anche della dieta mediterranea. Eh, in seconda battuta perché il Medioevo è ricco di come dire, simboli, e io sono un amante dei simboli, e i simboli sono, i segni sono un elemento di forte radicamento culturale. Il Medioevo rappresenta anche il momento in cui più diciamo, le popolazioni erano legate alla terra, cioè all'essere, come dire, ad attecchire nella terra il frutto del loro lavoro e a svilupparlo. Poi come veniva distribuita la ricchezza che da quel lavoro insomma veniva fuori è altra cosa, no? Ricordiamo la decima, i clientes e tutto quanto. Però il Medioevo è una epoca che fortemente radica l'economia dei territori alla località, alla civiltà locale, al pensiero locale, e quindi secondo me, siccome oggi stiamo rischiando di perdere proprio questo, la democrazia economica dei territori, ci sono movimenti che determinano una concentrazione di potere e di economia generata anche dalla finanza sovranazionale nelle mani delle multinazionali. C'è il rischio che i territori vengano espropriati di valore. Ho scelto di tornare alla sorgente, cioè al momento in cui diciamo, questa forte radicamento nella terra era più presente. Quindi anche questo ha un valore simbolico. Certo, anche perché alla fine mi sembra pure suggerire un'altra chiave di lettura del libro, o comunque un'altra modesta proposta per prevenire, passami questa frase fatta, cioè contro global, glocal. Insomma, ancora è ancora valido questo discorso, perché all'inizio di questo millennio pareva che, no, global e il mondo sarà così nei secoli dei secoli. E invece l'idea di global contro glocal non è assolutamente un discorso superato. No, non solo non è superato, ma poi è divertente vedere come in realtà di volta in volta il concetto di glocal passi da sinistra a destra e poi a sinistra e poi a destra. Per esempio, io ricordo ancora il G8 di Genova, no? Sì. Allora lì c'era il no logo e il local contro il global, veniva dalla sinistra, anche dalla sinistra antagonista. Poi è diventato un concetto di cui si è appropriata anche una parte della destra, importante, forse quella che ha più radicamento sul territorio, perché ha colto i grandi rischi in termini di espropriazione di valore che si ha, e quindi l'ha fatta sua, anche se con ovviamente sfumature, accenti e declinazioni totalmente diverse rispetto a quelle del G8 di Genova. Ma oggi, per esempio, il ministro Lollobrigida come dire, guida un ministero che si chiama Ministero della Sovranità Alimentare, ma la sovranità alimentare è un concetto che nasce a sinistra, con Slow Food e con Terra Madre a Torino. Quindi, come vedi, Antonino, le cose buone non hanno bisogno di uno schieramento, No. le cose razionali trovano casa quando sono appunto legati ai bisogni delle persone. Poi sta alle forze politiche capire quali sono i bisogni delle persone, se qualcuno ancora se ne vuole occupare dei bisogni delle persone, perché oggi molto spesso la politica si occupa di tutt'altro. E in questo caso io lancio un allarme anche alla politica. Senti, il cibo è appunto ovviamente il leitmotiv di questo thriller. Thriller che peraltro riunisce una serie di personaggi che sono di diversa estrazione e anche di diversa religione. Come a dire, il cibo alla fine è quello che unifica tutto su questo pianeta, al di là delle nostre Esattamente. differenze.
Esattamente, il cibo è quello che unifica tutto, tocca e affonda, diciamo, nella nostra cultura alimentare, nella nostra cultura religiosa. Non è un caso che l'atto più simbolico, importante, eclatante del cristianesimo, oltre alla morte, ovviamente al sacrificio sulla croce e alla risurrezione, sia un atto alimentare, cioè l'ultima cena. Ma questa espressione del cibo lo si trova in tante altre religioni. Nell'ebraismo c'è la kashrut, sono regole molto rilevanti, codici alimentari che hanno una forte caratterizzazione simbolica. La stessa cosa avviene nell'Islam con la cultura e la cucina Halal. halal, la pratica halal. Mm. A cui si contrappongono i cibi haram, che sono quelli non, diciamo, fatti secondo dettame coranico. La stessa cosa avviene in altre religioni che adesso ancestrali, che non sto a ricordare, ma che potrete scoprire all'interno del volume. E poi soprattutto gli alimenti sono a loro volta simboli e custodi di significato alimentare. Soprattutto l'uovo è questo tema nel tema, Esatto. perché è un libro che si legge su più livelli. Esatto, l'uovo lo si riscontra in tantissime civiltà, in tantissimi, come dire, in tantissime religioni, è il mito fondatore, ma c'è anche una parte legata, per esempio, all'ultima cena di Leonardo, legata a ciò che mangiavano su quella tavola, il vino, il pane, appunto. Quindi sono tutti elementi che sono fondativi della nostra cultura, del nostro essere umano. Cioè, nel senso, il cibo siamo noi, perché il cibo diventa noi. E questo vale dal punto di vista non solo fisico, ma anche antropologico, anche culturale, anche religioso. E quindi col cibo non si scherza. Ecco, appunto, il libro si apre con una lezione all'Università della Calabria a Cosenza, in cui c'è questo professore che pone una domanda ai suoi studenti. Cioè, qual è l'atto più intimo che noi compiamo nella nostra vita? Allora c'è chi dice è la confessione, perché aprire i propri peccati agli altri, qualcuno dice il sesso, e lui spiega no, il vero atto intimo è il cibo. Ora io metto assieme, cibarsi, nutrirsi. Ora io metto assieme questo con Feuerbach che diceva che l'uomo è ciò che mangia. E allora io capisco che qualcuno vuole farci diventare qualcos'altro. Cioè, fino a che punto noi siamo liberi di esprimere il nostro essere quando mangiamo? Questo è un elemento molto importante. Se il cibo è un fatto identitario dal punto di vista culturale e stanno condizionando i nostri costumi alimentari, ciò vuol dire che stanno cercando di eterodirigere la nostra libertà alimentare. Il tema è il sottostante di questo romanzo, che, ripetiamolo, è un romanzo, quindi è una storia che deve divertire, non è solamente un viaggio diciamo culturale, ma è soprattutto cioè è anche una storia che deve divertire e deve appassionare. Quindi sono contento che tu non abbia spoilerato la storia in nessun modo, però diciamo il sottostante saggistico è quello che stiamo affrontando e i rischi che diciamo noi cerchiamo di analizzare in questo caso sono rischi che portano alla concentrazione del controllo delle masse in poche mani. Questa cosa sta avvenendo già, se ci pensate, coi social, con gli algoritmi che ci catalogano e ci schedulano in base a quelli che sono i nostri interessi, i nostri pensieri, proponendoci sempre le stesse cose e di fatto creando delle bolle che non ci consentono mai di cambiare idea, perché noi continuiamo ad alimentarci di cose che confermano le nostre convinzioni e non le smentiscono. Questa cosa può avvenire anche col cibo, con l'alimentazione. Senti, questo romanzo si muove su varie zone. C'è una Milano, quasi sempre, posso dirlo, a me ha dato l'impressione una Milano cupa, una Aosta in chiaroscuro
E poi c'è una Calabria per certi versi luminosa, la maestosità della Sila, la maestosità di certi nostri paesaggi, qua parliamo come corregionali ovviamente, e poi c'è molto altro. Ecco, ma perché l'Italia in questi 3 posti? Allora, un caro collega mi ha detto l'altro giorno che le opere prime sono sempre un po' un diario personale. In effetti un po' è così, perché la mia vita tocca questi posti e non solo. C'è anche Torino, peraltro, nel libro. Sì. Ma in realtà sulla cupezza di Milano, in realtà è un atto d'amore nei confronti di Milano, perché Milano non è una città, come dire, che io considero cupa, ma è una città che considero affascinante come un velo di nebbia sui Navigli. Ed è il momento in cui più scatena, secondo me, il suo fascino Milano, quando le forme sono rarefatte. Se questo tu lo consideri cupezza, no. Se pensi che invece per cupezza intendi il fatto che Milano può essere un po' il coacervo di tanti interessi, allora è un fatto, nel senso Milano è la capitale d'Italia, morale e Ecco. non solo, è anche immorale, spesso. Guarda, ecco, io mi rifaccio all'idea di cupezza, all'idea più che altro di nebbia come sfocatura delle immagini, dei contorni, quindi anche il lusco e il brusco, il vero e il falso che si Sì, confondono e occhieggiano. sì. E poi permettimi, ho trovato molto bello il riferimento alla nebbia sui Navigli perché mi hai fatto pensare a Beppe Viola. La buonanima di Beppe Viola diceva che i giardinetti di Viale Argonne servivano a trattenere la nebbia un po' più in là. Non so se Straordinario. tu hai fatto vedere la copertina del libro, sì, l'abbiamo fatta vedere Sì, prima. sì, ma la Se tu dimostriamo guardi la subito. copertina del libro, c'è una persona che Che cammina cammina sotto i lampioni, sì, nella scighera questa è. nella scighera e Mm. quindi voglio dire, più atto di amore di così. Senti Luigi, tu hai impiegato 2 anni di lavoro per questo libro. Mi verrebbe quasi da chiederti, però non bisogna chiedere al cuoco quali siano gli ingredienti. Però ecco, la scrittura. Andrea Camilleri era metodico, si metteva giacca e cravatta e ogni mattina faceva 4 ore di scrittura, ogni capitolo doveva essere quel determinato numero di pagine, altrimenti poi, secondo lui, il romanzo non funzionava. La scrittura, come lo hai scritto tu sto romanzo, se te lo posso chiedere? Ah, questo è un giudizio che dovreste dare più tu e i lettori su come lo trovano scritto. Diciamo che per quanto mi riguarda, io ho seguito un canone che un po' è dettato dalla mia, come dire, dalla mia passione di lettore verso la letteratura un po' all'americana, e un po' è dettato anche dal mio essere giornalista. Cioè, io penso che nell'epoca in cui i messaggi sono molto brevi si va avanti per tweet e per ceffoni informativi e per titoli o per reel, già scrivere un libro, soprattutto un libro così lungo, perché sono circa 500 pagine, sia una grossa sfida. Quindi per farlo e cercare di catturare il lettore e non perdere la sua attenzione, ho scelto dei pensieri brevi, dei capitoli sospesi e brevi, perché penso che così si possa mantenere l'attenzione su un libro che insomma, è ampio, è anche ricco, in modo tale da non distrarre l'attenzione, se è questo quello che mi volevi chiedere. Sì. Senti, per concludere, che reazioni hai avuto per questo libro? Ah Perché beh, ricordiamo anche che tu sei un accademico dei georgofili, quindi è un libro che spazia su vari livelli e si rivolge a un pubblico di tutti i tipi, quindi a maggior ragione. Che risposte hai avuto dagli altri accademici, se ne hai avute, o comunque i livelli delle risposte che hai ricevuto? allora, per quanto riguarda l'Accademia dei Georgofili è in lettura, anche perché il libro è uscito il 10 ottobre,
quindi c'è bisogno del suo tempo, e poi in accademia sono tutti scienziati, economisti e docenti, quindi sono molto non hanno molto tempo libero, per cui attualmente so che è in lettura presso i più alti vertici dell'Accademia. Per quanto riguarda invece i lettori professionali, ho un piccolo campione di persone, colleghi che si occupano anche di agroalimentare e non solo, che sono rimasti, devo dire, molto contenti, soddisfatti, e vabbè, ci sei tu che sei stato anche uno dei primi ad aver tributato come dire, i suoi apprezzamenti. Ma anche, devo dire, anche altri lettori, agronomi, persone che intercettano diciamo le dinamiche occulte che ci sono all'interno del mondo alimentare, che hanno trovato nel libro cittadinanza e si sono trovati. Così come nella prima presentazione che è stata fatta in libreria Feltrinelli a Milano, Gabriele Lamonica, che è una delle prime firme in Italia per la finanza, e che diciamo co-gestisce l'agenzia finanziaria Newswire, Class Newswire, ha ritrovato molte delle dinamiche finanziarie e degli elementi di concentrazione di potere finanziario che poi racconto nel libro. E quindi è stato molto stimolante e soddisfacente avere anche dal suo autorevole osservatorio finanziario conferme di quanto io rappresento nel volume. Senti, dove lo stai presentando questo libro? I prossimi appuntamenti? Allora, il prossimo appuntamento, l'8 novembre, lo presentiamo all'Erbavoglio ad Aosta, a pochissimi passi dal Sator circolare presso la collegiata di Sant'Orso di Aosta, che è uno dei simboli che vengono narrati nel libro e decriptati nel libro. Mi piace molto che sia presentato lì, perché è un negozio, un ristorante che pratica il chilometro zero, produce latticini e zootecnia, ed è simbolico di quanto anche si racconta nel libro come location. Potevamo presentarlo in una libreria, abbiamo deciso di presentarlo in una location di questo tipo perché diciamo è correlata e immedesimante con quanto si racconta, o sui rischi di perdita che si hanno. Poi ci sarà una presentazione il 16 novembre nell'ambito di Book City alla Cascina Cuccagna, organizzata dall'editore Guerini Associati, alle 16:30 a Milano. Poi ci sarà una terza presentazione che sarà fatta al Senato della Repubblica presso la Biblioteca del Senato Giovanni Spadolini il 5 dicembre alle 10:30. Questi al momento sono gli appuntamenti in calendario. Eccellente. Allora, Luigi, ricordiamo ai nostri ascoltatori che stanno vedendo infatti la copertina: Nel nome del pane, Luigi Chiarello, per Guerini e Associati, in libreria e su tutti i canali di diffusione libraria. Un'ultima cosa, Luigi, la domanda del bravo intervistatore, quello che io non sono, ma Gianni Minà suggeriva di farla. Che cosa farai domani? Domani sarò probabilmente ancora qui al quotidiano, farò le mie belle pagine, lavorerò, se intendi in un domani reale. Se poi intendi in un domani diciamo virtuale, allora non lo so, diciamo è tutto un'incognita. Chi vivrà vedrà. Grazie. Grazie.
Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Antonino, di nuovo a te la linea. Grazie ancora, cara Natalia, le 19, 9 minuti e 35 secondi, ma adesso è il momento di In attesa di giustizia, i casi dell'avvocato De Filippi. Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una vita da mediano, lavorando come uriali, anni di fatiche, botte, vinci casomai mondiali. Allora, io do il bentornato questa sera all'avvocato Claudio De Filippi, ma soprattutto il benvenuto al nostro gradito ospite di stasera, l'avvocato Franco Mugnai, ex senatore di AN, presidente emerito della Fondazione di AN, membro del comitato del sì per la riforma alla giustizia, appunto la separazione delle carriere. Buonasera a entrambi e benvenuti. Buonasera, buonasera ascoltatori, un saluto all'amico Di Filippi. Salve a tutti, saluto il collega amico presidente Mugnai. Posso rubarti la parola, Antonino, subito? Devo aspettare? Certo Claudio, vai pure. Perfetto. Allora volevo dire questo, poi ovviamente Antonino interrompi quando vuoi, lo sai. Praticamente io ho pensato di invitare il collega Mugnai perché chi più di lui potrebbe raccontarci un po' della riforma e anche di quello che c'è nelle retrovie della riforma, quello che potrebbe significare la riforma di Nordio, in particolare potenziando il diritto di difesa, essendo l'avvocato Mugnai un penalista. Pronto? Sì, pronto. Avvocato De Filippi. Sì. Abbiamo perso l'avvocato De Filippi. Collega Mugnai, se la riforma di Nordio va nella giusta direzione rispetto al diritto di difesa, soprattutto nell'ambito penale, con la questione dei pubblici ministeri, la separazione delle carriere e quindi se è sufficiente oppure è necessario che ci siano degli interventi successivi e comunque rispetto a questo. Sì, intanto diciamo che questa riforma ha un suo presupposto che prescinde da quelli che possono essere i profili e giuridici e ordinamentali e costituzionali, direi profilo di assoluto buonsenso, cioè il fatto che non può esservi alcuna contiguità né reale né potenziale fra chi giudica e chi accusa. E questo a maggior ragione a seguito della riforma e passaggio da quello che era il cosiddetto rito inquisitorio, che chi come me ha qualche anno ricorda bene per averlo conosciuto anche nelle aule processuali ante 1989, la riforma Vassalli del 1989 che porta al rito cosiddetto accusatorio, quindi al processo di parti, percorso rafforzato poi dalla normativa sul giusto processo, che quindi non può che prevedere necessariamente una totale parità fra accusa e difesa. Quindi è evidente che nel momento stesso in cui si appartiene non soltanto allo stesso ordine, ma sia pur ora con tutte le limitazioni che vi sono state, in particolare dopo la riforma Cartabia, per quello che può essere il passaggio di funzioni, ormai diventato obiettivamente piuttosto remoto sotto il profilo della sua effettiva possibilità che accada, però resta il dato di fatto innegabilmente che qualunque contiguità, anche potenziale, obiettivamente si porrebbe contro questo che è un principio, quello appunto dell'assoluta parità fra accusa e difesa. In cosa si articola la riforma? La riforma si articola nel fatto di mantenere all'interno dello stesso ordine giudiziario, si badi bene, sia il pubblico ministero, quindi la funzione requirente, sia la funzione giudicante, appartenenti però a due rami completamente diversi.
e quindi c'è di fatto un ordine dei magistrati requirenti e un ordine dei magistrati giudicanti, con 2 consigli superiori della magistratura, dove i magistrati togati conservano la maggioranza, si badi bene, però separati, e questo è forse il vero elemento di maggiore novità, un organo disciplinare, l'Alta Corte disciplinare, che, sia pur vedendo sempre una percentuale maggiore di magistrati e pubblici ministeri, 9 in tutto, 6 giudicanti e 3 requirenti rispetto ai 6 non togati, vede però, è sempre il Presidente della Repubblica che presiede tutte e 3, vede però come Presidente facente funzioni un laico nominato dal Presidente della Repubblica. Questo evidentemente introduce un primo elemento, come posso dire, di anche ulteriore rafforzamento di questo percorso di distinzione fra le 2 funzioni, e in qualche misura va anche nella direzione di garantire che in qualche misura tutte quelle che poi sono le valutazioni che devono essere fatte all'interno di quello che è il percorso che riguardano il singolo magistrato siano fatte in modo forse un po' più terzo di quanto sia stato fatto fino ad oggi, quindi evitando che di fatto vi sia una sostanziale coincidenza fra giudicante e giudicato, fra controllore e controllato, per usare delle espressioni che possono essere di più facile recepimento. L'altro elemento estremamente significativo, che forse per certi aspetti rende ancora più interessante questo percorso di riforma, che come tutte le riforme, per carità, ha i suoi margini di perfettibilità, devono essere fatte poi tutte le norme di attuazione, è il cosiddetto sorteggio. Che cosa significa il sorteggio? Significa che coloro che andranno, appartenenti vuoi all'ordine dei requirenti, vuoi a quello dei giudicanti, a far parte dei rispettivi CSM, saranno sorteggiati. Questo meccanismo di fatto svuota sostanzialmente di contenuto quello che è il meccanismo correntizio, del quale tra l'altro soprattutto con il caso Palamara gli italiani sono venuti direttamente a conoscenza, che in qualche misura significativamente condizionato in qualche misura l'operato vuoi del CSM, vuoi in qualche modo di tutta una serie di vicende che hanno visto la nostra magistratura come protagonista, in questo caso in negativo. Questi proprio in grandissima sintesi sono gli assi portanti della riforma, che quindi dovrebbe andare nella direzione di ulteriormente rafforzare il percorso di distinzione, direi più che di separazione in sé, di distinzione, che l'ordine giudiziario rimane lo stesso, di distinzione fra la funzione requirente e la funzione giudicante, e quindi in proiezione soprattutto, quando ancora sarà meglio metabolizzato questo percorso, avere quello che nel processo di parti, nel giusto processo, nel processo con il rito accusatorio, che è quello che noi dovremmo avere dal 1989, è il cardine del processo stesso, la terzietà assoluta del giudice. Ricordo che nel rito inquisitorio i processi arrivavano già istruiti completamente, già conosciuti completamente dai collegi giudicanti. Oggi la stessa prova si forma al dibattimento, questo proprio perché si vuole che il giudice sia, rispetto a tutte le vicende che è chiamato a giudicare e soprattutto rispetto alle attività di indagini svolte dal pubblico ministero, completamente neutro e terzo. Caro Antonino, ho sbagliato ad interromperti perché mea culpa non vi ho presentato bene il collega avvocato Franco Mugnai, che però si è presentato da solo. Non si tratta di un semplice avvocato penalista con una carriera ultra quarantennale, ma anche di un politico di lungo corso, con 5 legislature alle spalle, con il centrodestra, presidente della fondazione di AN, e poi emerito presidente, e poi soprattutto membro del comitato del Sì. Quindi ovviamente abbiamo chiamato non solo un collega avvocato esperto, ma anche un politico. E quindi volevo dire all'amico Franco Mugnai: tu ritieni che sia sufficiente la riforma Nordio rispetto alle necessità della giustizia oggi, o c'è necessità di andare avanti in questo processo riformatore? In quale direzione? Intanto ti ringrazio, ma di legislature ne ho fatte 4,
Ma al di là di questo, Ecco, che comunque un'imprecisione. sono sempre direi un periodo piuttosto importante, occupandomi costantemente di giustizia, questo sì. Direi che intanto la riforma Nordio affronta uno degli aspetti peculiari, diciamo strategici, che sotto alcuni profili addirittura travalicano quello che è il funzionamento della macchina in quanto tale, attengono allo stesso ordinamento costituzionale e quindi hanno implicazioni che, ripeto, vanno oltre quello che è diciamo la necessità comunque di resettare definitivamente e far ripartire una macchina che obiettivamente non funziona con tempi ormai insostenibili, sia per quanto riguarda la giustizia penale, sia soprattutto per quanto riguarda la giustizia civile. Ricordo che purtroppo le inefficienze della giustizia civile determinano alcuni punti in negativo di PIL, proprio perché non si investe in un paese dove la tutela dei diritti è una tutela che appare quanto mai nebulosa, soprattutto per quanto riguarda i tempi. E quindi questa riforma affronta un aspetto peculiare. Il funzionamento della macchina è qualcosa di ancora più, come posso dire, ampio e complesso. C'è un problema di numeri. I nostri giudici togati sono in numero assolutamente insufficiente, sono sostanzialmente gli stessi degli anni 70, addirittura non molto lontani dai numeri degli anni 50, addirittura dell'anteguerra. Questo è un problema che forse ci si dovrebbe porre, perché non si riesce spesso neppure a coprire i posti vacanti e i tempi dei processi, nonostante poi tutta una serie di strutture di supporto, si pensi ai GOT, si pensi al processo informatico, si pensi a tutto quello che all'ufficio del processo, a tutte quelle che sono le misure deflattive che soprattutto la magistratura ha caldeggiato significativamente, e anche l'innalzamento non indifferente dei costi della giustizia, quindi un fattore deflattivo indiretto, ma tra l'altro, se vogliamo, anche censurabile obiettivamente, perché rende molto più difficile ricorrere alla giustizia medesima, si sono andati infinitamente allungando. Quindi c'è necessità innanzitutto di nuova linfa, quindi di un numero di magistrati, un nuovo numero di magistrati togati. Volendo, data l'emergenza nella quale obiettivamente si vive, c'è anche un rimedio costituzionale. Potrebbero un certo numero di avvocati transitare direttamente, lo prevede la Costituzione, nei ruoli della magistratura togata. E quindi questo determinerebbe sicuramente un aumento del numero dei giudici e conseguente, e anche, se posso permettermi, l'apporto di un'esperienza di vita quotidiana che non sempre nei palazzi di giustizia si riesce a percepire in tutte le sue sfaccettature e sfumature, anche soprattutto per quello che poi discende una giustizia spesso denegata sotto il profilo in particolare della tempistica e qualche volta anche degli effetti di provvedimenti che sono stati presi e che poi si rivelano, ahimè, essere stati adottati nei confronti di soggetti che non avevano responsabilità alcuna. Quindi diciamo che affronta un tema peculiare, non li risolve tutti, sicuramente c'è necessità di un numero maggiore di giudici togati, più che di queste figure ausiliarie che poi comunque non sollevano definitivamente il giudice da quelli che sono i suoi compiti. Quando io ho iniziato la professione ricordo che nei tribunali di provincia, nelle cause civili, i rinvii erano a poco più di un mese, oggi sono a quasi un anno, non parliamo dei tribunali più grandi, ma il numero del contenzioso non è che poi sia espanso così significativamente, anzi non ci sono grandissimi spostamenti nel numero delle cause e comunque bisogna tener conto appunto di tutte queste strutture di supporto. Quindi sicuramente c'è un problema, i giudici sono pochi, i giudici devono aumentare di numero e devono aumentare di numero subito, questo almeno esprimo la mia sommessa opinione personale, nulla togliendo all'assoluta preparazione in diritto che i nostri giudici hanno, su questa non si discute. Semmai questo ci riporterebbe poi al ragionamento che facevamo prima, è questa visione che anche la loro stessa organizzazione di riferimento pare avere del ruolo che qualche volta all'osservatore esterno sembra in qualche misura tracimare in un campo che non dovrebbe essere esattamente quello,
perché anche l'Associazione Nazionale Magistrati dovrebbe essere un'organizzazione sindacale che tutela la magistratura nelle sue attività lavorative, volendo semplificare il concetto. Quando si fa politica, e palesemente si fa politica intervenendo e interferendo anche nel processo formativo della legge, questo qualche perplessità la solleva obiettivamente. Ecco, volevo chiederti, ma ritieni che l'alta corte disciplinare cambi un po' l'andazzo dei procedimenti disciplinari domestici dell'attuale CSM, che raramente infligge sanzioni pesanti ai magistrati? Diciamo, si deve supporre che proprio per questa sua parziale e maggiore terzietà, per essere presieduta da un laico e non da un togato, dovrebbe dare un contributo significativo, pur garantendo comunque una presenza di magistrati togati e requirenti non indifferente, perché ripeto, 6 sono i togati, 3 i requirenti e 6 sono i componenti non togati, quindi da questo punto di vista ci sono tutte le garanzie, però il fatto già di essere presieduto da un laico secondo me è un segnale importante. Poi si tratterà ovviamente, come in tutte le cose di questo mondo, soprattutto poi con tutte le leggi d'attuazione che dovranno essere promulgate a partire dalle modalità del sorteggio e quant'altro, e lo stesso sorteggio in qualche misura renderà meno correntizia in qualche modo la composizione, ed essendo meno correntizia ovviamente saranno molto più liberi di muoversi anche per quelli che sono tutti i percorsi di carattere disciplinare coloro che ne fanno parte. Quindi praticamente stai sostenendo, scusa se ti interrompo, che il magistrato non è completamente indipendente, non è completamente autonomo se ci sono le correnti che lo condizionano. Diciamo che l'indipendenza e l'autonomia della magistratura si pongono su un piano diverso rispetto a quello che è il funzionamento del CSM, riguardano il ruolo obiettivamente. Diciamo che il sistema correntizio, per quello che abbiamo appreso anche ad esempio col caso Palamara, ha avuto un peso non indifferente in quelle che sono tutte le dinamiche interne della magistratura. Non va obiettivamente a incidere sui profili dell'autonomia e dell'indipendenza, che sono profili di carattere costituzionale e che riguardano il ruolo e le funzioni. Certo, un sistema così strutturato come correnti, che per anni in qualche misura ha operato e che si vorrebbe ridimare da questo punto di vista, diciamo che ha sicuramente inciso su quelle che sono tutte le dinamiche interne, dalle nomine all'incarico e quant'altro, in che misura ovviamente sì, prendendo spunto ovviamente da quello che ci ha riferito chi è stato a capo dell'organismo di rappresentanza della magistratura italiana. Ecco, io mi baso su quello, chiaramente. Ti fa una domanda che riguarda appunto la nostra professione. Tu ritieni che il ruolo dell'avvocato, anche alla luce della riforma che poi dovrà essere eventualmente approvata dal referendum, poi semmai su questo ti faccio un ultimo inciso, ritieni che il ruolo dell'avvocato sia sufficientemente autonomo, terzo ed imparziale, anche rispetto ai condizionali eventuali dei magistrati, oppure debba essere rafforzato il ruolo dell'avvocato, anche facendo parte componente di commissioni che riguardano anche i disciplinari dei giudici? Il ruolo dell'avvocato deve essere un ruolo di colui che si trova, soprattutto questo dico nel processo penale, il processo civile ha una struttura diversa, e quindi attiene anche alla tutela di una sfera di interessi diversi rispetto a quelli che vengono tutelati nella sfera penale, che ovviamente riguardano quei fatti che per il disvalore sociale della condotta che li contraddistingue si ritiene ledano in qualche modo significativamente
il contesto sociale nel quale una società opera e quindi debbano essere sanzionati a prescindere in alcuni casi, da tutti appunto i reati procedibili d'ufficio. Noi abbiamo la punibilità d'ufficio per la buona parte dei reati, quelli procedibili a querela di parte sono soltanto una frazione decisamente minoritaria. L'avvocato deve essere un soggetto che si trova in posizione, soprattutto rispetto a chi accusa nel processo penale, di parità, di operare serenamente e di potersi confrontare delle regole e dei ruoli in un modo che sia il più funzionale alla difesa del proprio assistito e nell'assoluto rispetto delle regole processuali. Poi i condizionamenti che uno possa aver subito o possa subire sotto il profilo della sudditanza psicologica, piuttosto che questa attengono a un'altra dimensione che è quella poi del singolo per come si pone nei confronti delle sue controparti processuali, della sua controparte principale può essere appunto il pubblico ministero. No, io volevo scusami se interrompo, volevo dirti questo, che se la riforma Nordio, qualora venisse attuata con l'approvazione del referendum confermativo, dà più forza e autonomia all'avvocatura rispetto ad un ruolo del pubblico ministero che viene separato una volta per tutte rispetto a quello del giudice. Altrimenti la parità di armi tra accusa e difesa sarebbe messa in discussione. Dovrebbe quello era la richiesta, avvicinarsi. L'obiettivo è quello di garantire l'effettiva parità. Se questo obiettivo sarà raggiunto integralmente lo potremo vedere solo fra qualche anno. Però sicuramente già in sé il fatto appunto di creare due percorsi totalmente impenetrabili fra chi giudica e chi accusa e indaga rende sicuramente da questo punto di vista posso dire più vicino a quella posizione paritaria anche il ruolo dell'avvocato. Perché vi chiedo 10 secondi di pausa, Antonino, scusate. so che poco tempo. Posso farla? Sì, ma vi chiedo 10 secondi di pausa, un attimo. Certo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Di nuovo a voi la linea. Prego, Claudio. Ecco, ultimissima domanda. Poi ovviamente Antonino intervieni pure, perché sai, tra avvocati cerchiamo di sviscerare un po' tutti gli aspetti. Ti chiedevo cosa ritieni per quanto riguarda l'eventuale futura riforma della prescrizione. Allora, io faccio un ragionamento che è di carattere soltanto sostanziale, anche perché credo che a chi ci sta ascoltando poi i tecnicismi processuali interessino relativamente e comunque magari in parte di loro possono anche sfuggire. L'istituto della prescrizione è un istituto che ha una sua ratio fondamentale ed è, come posso dire, un principio di diritto, perché nessuno può rimanere indefinitamente sottoposto a una vicenda penale senza un apparente termine di durata, e questo soltanto perché magari appunto ripeto la farraginosità della macchina processuale procedimentale prima e processuale poi questo determina. Quindi qualunque riforma dovrà essere attuata deve in qualche modo far sì che i termini di prescrizione siano termini soprattutto ragionevoli, perché termini estremamente dilatati e con una serie ripetuta di meccanismi sospensivi ed interruttivi rischia poi di svilire la ratio dell'istituto stesso. Ovviamente questo non significa naturalmente che si debba garantire una sorta di celere impunità, assolutamente no. Si tratta però di trovare un giusto equilibrio che possa permettere che rispetto alla gravità del reato contestato comunque l'eventuale accertamento e punizione avvenga in un tempo che sia ragionevole e contraddistinto da un'equità sostanziale di fondo.
Quindi ritieni che debba esserci un intervento in materia in questo argomento di prescrizione, che sembra che Nordio voglia intervenire sulla prescrizione. Qualche cosa che diciamo tende a riequilibrare il sistema per come si era andato in qualche misura esasperando negli ultimi anni, secondo me sarebbe obiettivamente opportuna. Ottimo, benissimo. Antonino, volevi dire qualcosa, se no sembra che io ti voglia fagocitare. No, per carità, io volevo chiedere semplicemente al Presidente, c'è un rischio astensione stavolta in questo referendum? Io l'unico terrore che ho è questo, che ci sia il fenomeno che dice io non vado a votare per protesta e poi dopo... Purtroppo i referendum di per sé sono stati tendenzialmente sempre contraddistinti da un margine di astensionismo maggiore rispetto a quelle che erano le ordinarie competizioni elettorali. Al di là di questo, purtroppo il rischio c'è, sì, obiettivamente, tenendo anche conto del fatto che ormai in Italia va a votare meno della metà degli aventi diritto, e questo è un altro fatto sul quale tutti ci dovremmo interrogare, si dovrebbero interrogare poi soprattutto anche coloro che in ogni caso, non andando a votare, di fatto affidano definitivamente ad altri il proprio destino. Questo è un ragionamento, se vogliamo, di una assoluta prosaica banalità, però oggettivamente è così. Sì, questo rischio c'è, bisogna cercare di far comprendere quanto è importante oggettivamente, senza strumentalizzazioni, senza esasperazioni ideologiche, senza una come posso dire, un ulteriore innalzamento dei toni. Io ricordo dei toni che oltretutto sarebbe anche inappropriato, cioè si ha anche si volesse affrontare la cosa in termini di assoluta rispetto di quello che è il percorso normativo che ha caratterizzato l'evoluzione del diritto processuale penale italiano. Nel processo di parti è assolutamente necessaria, fondamentale, la parità fra accusa e difesa e la totale terzietà del giudice. Questo significa che si deve evitare qualunque potenziale o reale profilo di contiguità fra chi giudica e chi accusa, e questo spiega già a maggior ragione poi dopo l'approvazione delle norme sul giusto processo. Non vedo, tenendo conto poi che questa appunto riforma non sottopone assolutamente i pubblici ministeri all'esecutivo, continuano a far parte dell'ordine giudiziario, hanno un loro Consiglio Superiore della Magistratura dove sono maggioranza, presieduto dal Presidente della Repubblica, una figura garante per tutti, quindi ecco, da questo punto di vista mi pare di rivedere, io purtroppo non sono giovanissimo, mi pare di rivedere quello che allora 36enne ho vissuto quando venne approvata nel 1989 la legge sulla responsabilità dei magistrati, sembrava che crollasse il mondo. Alla prova dei fatti poi abbiamo visto che non solo non è crollato, ma anzi pochissimi sono i casi nei quali effettivamente poi si è arrivati a sanzioni che comunque poi non toccano direttamente il magistrato, ma viceversa vedono lo Stato interporsi come soggetto che provvede poi al risarcimento salvo eventualmente una rivalsa. Insomma, dico, e poi abbiamo visto che alla prova dei fatti la magistratura non ha subito alcun nocumento reale, soprattutto alcun detrimento di quelle che potevano essere la sua autonomia, la sua indipendenza, le sue funzioni. Non mi pare che questa riforma le tocchi minimamente, vedremo poi alla prova dei fatti. Auguriamoci però che tutti capiscano che comunque qualunque scelta intendano fare, votare sì o votare no, andare a votare è importante. Sicuramente. Claudio, concludiamo, prego. Caro Presidente, hai detto tutto. Ultimissima cosa, non puoi sottrarti, spero che tu non lo voglia fare. Cosa ne pensi di una ritoccata alla responsabilità civile dei magistrati? È un tema delicato perché innegabilmente da un lato ripeto, c'è un problema che è quello ovviamente di garantire che il giudice sia sereno e scevro da condizionamenti nel momento in cui esercita le sue funzioni. Di contro c'è da dire ovviamente che una sorta di
sostanziale deresponsabilità, dal momento che poi di fatto è lo Stato che dovrebbe provvedere salvo rivalersi, potrebbe, ecco, io dico, potrebbe potenzialmente portare qualche volta a non avere l'esatta percezione dell'importanza del compito che si svolge e di quanto ne consegue. Certo, tutti gli altri cittadini rispondono integralmente per quelli che sono gli errori che commettono. Da questo punto di vista forse dovremmo rivedere quantomeno l'attuale meccanismo della legge per renderla più funzionale. Va bene, Antonino, io ti ho voglio perso? Sì, no, ci sono. Allora, io voglio ringraziare entrambi per questo bellissimo confronto che credo abbia approfondito non poco, diciamo, le premesse per quella che sarà una lunga campagna fino al referendum. E naturalmente noi non possiamo che sostenere le ragioni del sì, per cui a maggior ragione grazie a entrambi e ci ritroviamo tra una settimana. Grazie ancora. Grazie, buonasera. Grazie Presidente, grazie a tutti. Grazie. Salve. Di nuovo. E allora, noi riprendiamo la linea, sono le 19:39 minuti e 57 secondi, quasi le 19:40, ci avviamo alla conclusione di questa puntata, diamo un'occhiata ancora alle agenzie, il telefono comunque è aperto allo 0292947222, se volete fare qualche breve intervento e naturalmente diamo un'occhiata anche alla BBC. Sapete che c'è la COP30 in corso, in quel di Belém, Brasile, Amazzonia, e il primo ministro Starmer avvisa, guardate che l'appoggio, diciamo, nei confronti della lotta al cambiamento climatico è ormai finito, la gente non ci crede più. Il principe William invece dice che la minaccia del cambiamento climatico si sta rapidamente avvicinando, le Nazioni Unite avvisano che adesso è virtualmente impossibile mantenere il limite di un aumento di 1,5 gradi della temperatura, insomma qua i profeti di sventura si sono riuniti tutti quanti in quel di Belém. Per carità che l'ambiente stia subendo delle modifiche, siamo tutti d'accordo. Da qua ai drammi però ce ne corre. Comunque, vediamo un po' che cosa dice la BBC. La BBC dice che il primo ministro del Regno Unito, Keir Starmer, ha detto ai leader mondiali presenti appunto ai colloqui mondiali in Brasile sul clima che il sostegno da parte della gente nella lotta al cambiamento climatico ormai è evaporato. Parlando poco prima della COP30, il principe William ha detto che la Terra sta pericolosamente ballando sull'orlo del precipizio, aggiungendo anche che la minaccia del cambiamento climatico si sta avvicinando molto rapidamente. Le Nazioni Unite invece informano che è virtualmente impossibile riuscire a rispettare il limite massimo di un riscaldamento globale entro 1,5 gradi di media, e il capo delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, il segretario delle Nazioni Unite, dice che questo è il risultato di un fallimento morale e di una negligenza mortale. Trump non è presente a questa riunione, ovviamente, perché lui la pensa in maniera completamente diversa, e ha ricevuto anche delle critiche che sono state rivolte, insomma, in questa grande sala, per cui, come vedete, è una situazione un po' particolare. Tra l'altro, nel momento in cui, osserva la BBC, nel momento in cui Trump si ritira dalla lotta al cambiamento climatico, chi è che sale sul palcoscenico? La Cina. Bene, la Cina è il più grande, pensate, il più grande emettitore al mondo di gas serra, sebbene naturalmente gli Stati Uniti d'America ne emettano molto di più per persona, dal momento che è pesantemente dipendente dal carbone, che è il combustibile fossile più sporco. Allora, cioè qua parliamo di miliardi di tonnellate di gas serra emessi. Cina, primo posto, 16 miliardi di tonnellate.
Stati Uniti, secondo posto, 6 miliardi di tonnellate. India, terzo posto, 4,2. Russia, 2 e nemmeno mezzo. Dopodiché si scende Indonesia, meno di 1,8, Brasile 1,6, il Giappone 1,5, l'Iran 1,4, l'Arabia Saudita molto meno, il Canada 1. Per cui, pronto, chi è là? Abbiamo una telefonata. Eccomi, Michele Caruso. Michele, ho un minuto esatto, poi devo chiudere, vai. Un saluto noblesse oblige, Antonino, a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, la Talk Radio di Zoom, il Drive Time in mezzo ai fatti. Il punto di Michele Caruso. Alessia Pifferi è stata condannata in appello a 24 anni per l'omicidio della figlia Diana, lasciata morire di stenti nel luglio del 2022 nel suo appartamento nel quartiere Ponte Lambro a Milano. In primo grado la Pifferi era stata condannata all'ergastolo per omicidio aggravato da futili motivi e dal vincolo di parentela, con l'esclusione delle attenuanti generiche. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha concesso ad Alessia Pifferi le attenuanti generiche equivalenti sull'unica aggravante riconosciuta in secondo grado. I giudici infatti hanno escluso quella dei futili motivi e a questo punto rimane il solo vincolo di parentela con la vittima, essendo addirittura una piccola neonata la figlia. Già in primo grado era stata esclusa quella della premeditazione, prima della decisione c'era stata l'equisitoria durata oltre 2 ore della sua avvocatessa generale di Milano, Lucilla Tonto Donati, e non si può arrivare a contraddizioni. Se la Pifferi ha lasciato la piccola nel lettino da campeggio dell'acqua e quel birone è consapevole delle conseguenze, altrimenti non le avrebbe lasciato neppure un bicchiere d'acqua, aveva detto la pubblica accusa chiedendo la conferma dell'ergastolo. La difesa ha insistito invece sul riconoscimento della semi-infermità, di un deficit mentale grave della rea confessa o sulla derubricazione del reato. La Pifferi è un vaso vuoto, non riesce a ragionare, ha sostenuto la legale Alessia Fontenani nella riga conclusiva. Ecco, io vorrei dire, se c'è questo deficit grave della donna, andrebbe, non dico compresa, ma quantomeno compatita. Tutto l'odio sul web con tanta vergogna forse andrebbe un po' così stigmatizzato. Tu cosa ne pensi? Da Michele Caruso, grazie e buona serata. Penso 2 cose. Chi va a fare la gogna sul web non merita nemmeno il mio tempo, perché non siamo una società di gente con la bava alla bocca, grazie a Dio. Secondo, però, ci sono delle perizie da parte dell'accusa che sono state presentate e ritenute valide in ambo i gradi di giudizio, che dicevano che la Pifferi era perfettamente capace di intendere e di volere. Meritava per me l'ergastolo. Chiudiamo con Le Orme, Marinai 1982, domani 17:30, chilometro Zoom con Lorenzo Viviani, Maddalena Baldini, Ale Musella. Grazie a tutti e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.